bravi che siamo venuti qua a ascoltare è una cosa che ultimamente è difficile nella vita ascoltare. Parlare è più semplice, ma ascoltare è un elemento che trovo difficile. Però da 2 anni a questa parte, da quando abbiamo cominciato a girare il Veneto, abbiamo trovato incredibilmente un mucchio di gente che è venuta ad ascoltarci. È una roba incredibile. Ho perso il conto delle serate, dei chilometri che abbiamo fatto. Dovrò cambiare la macchina tra poco perché a forza di andare a Storneone la tira agli ultimi. Ma veramente tantissima gente che veniva ad ascoltarci, stava ad ascoltarci, magari uno viene ad ascoltarci e poi dopo 10 minuti di questo qua, aspetta, che palle, via subito. No, c'è gente che è rimasta ad ascoltarci, è rimasta a sentire quello che noi dicevamo e ci diceva quello che voleva. Ed è la cosa meravigliosa che mi ha colpito, che la gente voleva ascoltare ma essere ascoltata. Perché la gente in politica non è ascoltata, è accarezzata, è usata, gli viene detto qualcosa, in certi periodi molto di più, quando si avvicinano le elezioni, ma non viene ascoltata per affrontare quali sono le problematiche delle decisioni che deve prendere, parlando della nostra regione, del Veneto, una forza che vuole, un movimento che vuole governare. Deve conoscere cosa pensano i cittadini prima di tutto. Da quello si costruisce un programma, si costruiscono delle priorità. Ovviamente siamo in una situazione in cui uno non può avere la bacchetta magica delle soluzioni, ma ci devono essere dei punti cardine con cui ci si batte e si ritengono che siano importanti e importantissimi. Questo ci ha convinto, perché all'inizio eravamo a fare incontri per vedere cosa fare, di dare vita a questa avventura. Io sottolineo e ringrazio perché poco più di un anno fa mi sono autocandidato a Matana, a presidente del Veneto, e ho detto: ci sono altre forze che vogliono fare un percorso che voglia creare un raggruppamento, una forza che possa essere un'alternativa alle forze che governano da sempre la regione o che fanno opposizione o finta opposizione, insomma. E ci siamo trovati in tantissimi gruppi, Forza del Popolo, ma c'è Vita, c'è il Popolo Veneto, c'è il Popolo di San Marco, ci sono la gente come noi di Puzzer, cioè voglio dire, abbiamo raccolto e altre associazioni varie che si sono messe insieme con noi e hanno deciso di sostenere. Guardate che questa era già una cosa, a mio giudizio, importantissima, quasi miracolosa. La strada successiva è stata la sfida delle raccolte firme. Io la voglio sottolineare perché i giornali non ne parlano. Noi, sapete, non andiamo, ci chiamano col lanternino sui giornali. L'altro giorno il Gazzettino ha fatto un titolone: a rischio di esclusione il simbolo, e il giorno dopo, quando abbiamo superato, abbiamo smontato le accuse che ci sono state fatte e quindi il simbolo è stato approvato anche dal Tribunale di Verona, perché gli altri tribunali avevano già respinto la istanza dei disturbatori che ci volevano, mettere in difficoltà. Ovviamente non se ne è parlato nella stessa maniera. Se fosse successo a qualcun altro, c'è un'altra formazione, i Popolari per il Veneto, che invece gli stanno dando spazio. Oggi li hanno, grazie a Dio, ammessi al voto, anche se ho dovuto fare ricorso in Cassazione perché il fatto di aver dimenticato un foglio rispetto alla normalità mi pare un eccesso di formalismo, insomma. Lo avevano consegnato il giorno dopo, ma ce l'avevano dal giorno prima, era la designazione dei rappresentanti di lista. Però su questo, apriti il cielo, interviste, che sia venuto uno a chiedermi: ma però quanto bravi siete stati a raccogliere le firme? 30.000 firme, capite? Abbiamo raccolto una valanga di firme complessivamente, compresa Rovigo, pur con qualche difficoltà maggiore, ma comunque ce l'abbiamo fatta a Rovigo da altre parti, sia per la candidatura del presidente sia per la candidatura di tutte e 7 le liste, perché dovevano essere rappresentate provincia per provincia con le firme, che
non ho ricordi siano state raccolte in modo così clamoroso da decenni. Cioè, chi ci ha provato le altre volte per le elezioni regionali, credo che sia il 2015, mi ricordo, Indipendenza Veneta è riuscita a raccogliere le firme. Ma qui noi abbiamo fatto un lavoro incredibile, tenendo conto di una cosa, che non era un partito che aveva risorse, che siamo nati sul volontariato e che abbiamo avuto soprattutto la gente. Io ho visto in certi posti code di 3 ore per firmare, sui marciapiedi e in certe piazze. Vuol dire che qualcosa rappresenta questa voglia di avere un'opportunità diversa, perché noi siamo un'opportunità diversa rispetto agli attori che ho detto prima della politica, diversa perché ci rivolgiamo soprattutto e principalmente ai delusi di questi, ma anche a quel 50% di persone che se ne sta a casa, a cui la politica non fa più attenzione. Voi sapete che ci sono state delle altre elezioni regionali ultimamente, in Toscana l'ultima ha votato sotto il 50%, tutti a dire che abbiamo trionfato, chi ha vinto, nessuno che dice chi ha vinto veramente sono gli astensionisti che sono la maggioranza. Ed è una cosa bruttissima, perché vuol dire, al di là di chi non si è mai interessato, che dice che me ne frega, che la gente è sfiduciata, è estremamente sfiduciata. Vuol dire che le proposte in campo, siano esse di finta destra o finta sinistra, non vanno incontro alle esigenze della gente, dei territori. Perché se poi uno va a fare la sommatoria del qui 47, uno prende il 50, quindi quant'è che ha votato? Al consenso molto basso, ma al di là del consenso è proprio il distacco che si sta creando tra le classi politiche, dirigenze e i cittadini, e questo non aiuta a risolvere i problemi, non aiuta. Le colpe non sono solo della classe politica, che è quella che è, se non mi permetto di criticare nessuno, però diciamo bene che fuori classe non ne abbiamo, tra virgolette, e nemmeno il sistema fa sì che i migliori si appassionino alla politica e dedichino del tempo, però vuol dire che anche i cittadini hanno un piccolo problema che io ho denunciato ogni volta che abbiamo parlato, cioè, basta delegare, perché non è che abbiamo eletto qualcuno, si arrangia lui e mi va a fare altro, no? Cioè, pensiamo, abbiamo avuto tanti personaggi che hanno avuto un bel po' di consenso, no? Dalla Meloni indietro, non è? Renzi, Salvini a suo tempo, insomma c'è gente che ha avuto un consenso importante, però poi non li siamo stati sopra. Allora dobbiamo ricordarci che dobbiamo fare uno sforzo tutti di interessarci di politica, ma non di quella politica partitica, ma di quello che riguarda le decisioni che poi ricadono sulla nostra vita. Perché l'esempio del Covid, ahimè, si sono ricadute sulla nostra vita, no? Con limitazioni delle libertà, con un racconto dittatoriale, burocratico, terroristico. Sì, io mai avrei fatto da medico, io l'ho scritto dopo 3 giorni di marzo 2020 sulla pagina del comune, che io da medico mai avrei fatto terrorismo, né per curare persone e né per guidare una comunità, e difatti io facevo un comunicato che era di tutt'altro tenore, cioè dicevo logica, prudenza, però non è la fine del mondo, quello che dava il messaggio, guardate che non è la fine del mondo. Cioè, quando sono arrivati determinati messaggi che avevamo un virus che era un ottambulo, veniva fuori da poesie e sera, e me lo spacciavano per scienza, cioè terrorismo scientifico della Madonna, dico io, scientifico, non c'era niente, con 200 metri, con un presidente della regione che faceva 2 conferenze a stampa al giorno e lei anche a caldo, perché il faceva quel foglio così, si vede che si faceva un pochettino. Cioè, guarda, un brutto uso di quello, cioè un utilizzo pro domo sua, cioè nell'interesse di creare un consenso, ma facendo terrorismo nei confronti della gente. Allora, queste cose dobbiamo, almeno per quello che penso, è il motivo per cui io, quando ero ragazzo, mi sono impegnato in politica, cioè ho detto, vabbè,
se mi lamento di qualcuno mi impegno e vediamo cosa faccio io, cosa posso combinare. Ma al di là di questo, l'impegno non vuol dire perdere tempo, andare a fare, ma stare attenti, informati, partecipare, spingere, dire quello che si vuole. E per questo che la nostra è questa una proposta diversa, che ha un'evidente circoscrizione. Cioè noi non vogliamo diventare un partito nazionale, io lo dico subito, noi vogliamo essere l'espressione del territorio e tutelare le esigenze del territorio. A noi altre cose non ci interessano, sappiamo che bisogna combattere a vari livelli, ma nessuno, perché abbiamo visto le esperienze del Veneto, parlo della Lega, che è diventata partito nazionale, chi l'ha più vista nel senso attenta alle esigenze del territorio, attenta a cercare il consenso, e ve lo dice uno che viene da Treviso dove insomma era molto radicata la questione, e poi non si è vista. Questo gioco lungo sta portando una delusione, lo dico perché noi in provincia di Treviso, cioè io devo togliermi via perché volevano firmarmi anche sul vestito alla candidatura, cioè capite? Non ho mai visto una roba simile. Quel giorno che abbiamo fatto a casa nostra a Santa Lucia abbiamo tirato su 900 firme in 3 ore, c'erano 1200 persone, 300 sono andate via perché ho a Magnaro, ho smentigare la pentola e a Supeta che vai a casa, spero di vedere che manco, sono andati a firmare da altre parti. Di questa cosa hanno paura, del fatto che abbiamo raccolto le firme, hanno paura di quelle file lì, di quei filmati che ci sono, ma non solo a Treviso, da altre parti, hanno paura, non lo dicono. In una situazione di stampa libera, di comunicazione, avrebbero dovuto farci, ma non perché ci interessi, perché non interessa ai cittadini, avrebbero dovuto dire, urca, questi qua stati bravi, senza risorse, con solo volontari, e io li ringrazio, con quelli che ci hanno dedicato, siano avvocati che consiglieri comunali, qualche sindaco anche ci hanno aiutato ad raccogliere le firme, pochi, ma insomma qualcuno ha avuto la coscienza di dire è stata un'impresa favolosa ed è un'impresa che sta mettendo in pericolo. Tanto è vero che gli attacchi che abbiamo avuto via il simbolo, che come ho detto prima era confondente, viene 100.000 in tutta Italia con quel cognome là, capito? È una roba. No, gli aveva su con Leone Moica, perché Leone Moica l'ebeo la vita uno. Trattasi ovviamente di simbolo storico che non è di nessuno perché è di tutti storicamente, nessuno può dire il mio, quindi tipicamente della Repubblica Veneta e quindi inutile che diciamo della Serenissima. E poi il resto fiaffaria, insomma, a dire che l'era solo. Però li ha provato. Nella stessa sede di Verona, lo dico apertamente, ci hanno contestato 400 firme che ci avrebbero mandato sotto soglia, ma non è che le hanno contestate perché erano false, hanno detto che non c'era il timbro dell'avvocato. Al giorno d'oggi gli avvocati non fanno più i timbri perché essendo la firma digitale non hanno necessità di andare col timbro, quando si riconosce l'ordine di appartenenza è così. Allora io dico, questi che devono controllare, cosa sanno? Questi magistrati, cosa sai? Oppure, siccome sono successe tutte e due nella stessa tribunale di Verona, a me viene qualche dubbio che a Verona qualche tentativo di segare le gambe fuori sia avvenuto, non ho le prove, ma gli indizi fa a pensare male, lo diceva Andreotti, se fa peccare ma spesso si ritiva e quindi facciamo questa paura, facciamo anche la paura perché noi abbiamo fatto un lavoro. Adesso se voi guardate c'è un candidato presidente alla regione Veneto di cui non dirò il nome ma solo il cognome, Stefani, che da meno 40 giorni alle elezioni improvvisamente compare e va in giro dappertutto per il Veneto e mette l'elenco che alle 15 le qua e alle 15:45 le a 20 km e incontra una malanga di cittadini, cioè che passa davanti, insomma, non so se lo spiego, e scende, fa una foto e va via. Noi invece abbiamo fatto un percorso
perché io mi ricordo che 2 anni fa ho cominciato a venire a Portoviro a fare qualche riunione, se qualcuno si ricorda, cioè sono venuto da queste parti e da lì è partito. Ma qui sono andato dappertutto, ho conosciuto il Veneto come non l'ho mai conosciuto, anzi mi sono innamorato ancora di più della mia regione, perché ho conosciuto posti incredibili e persone fantastiche, perché il Veneto è questo, posti e persone, una cosa meravigliosa da questo punto di vista, e anche un calore, e abbiamo tutti insieme, perché non sono me, i candidati, i volontari e voi, abbiamo creato un senso di comunità, che è una di quelle cose che volevano toglierci, ci hanno tolto per un lungo periodo, perché chiudere, sta in casa, non sta a incontrare che altro, occhio su, bevi il caffè con una gamba su e qualche altra sotto, cioè, ricordate queste cosine belle, i 200 metri da casa, io me le ricordo, cioè un attentato al senso di comunità. I nostri ragazzi che a 12 anni, se volevano fare sport, dovevano fare la vaccinazione. Quando i bambini, i ragazzi, sono quelli che non avevano nessun pericolo, statisticamente parlando, di avere alcunché, e strada facendo tutto il resto. Quindi questo è un recupero di qualcosa, di voler stare assieme. E portano i 2 primi fondamenti del nostro programma, perché noi abbiamo scritto in cima che noi faremo di tutto per la difesa della libertà e dei diritti naturali, che sono 2 cosine che vengono calpestate abbondantemente o mistificate o indirizzate. Quindi su questo elemento, diciamo, di introduzione. L'altro elemento è quello, ve lo dico, dell'identità e della cultura veneta, perché, posso dirlo, oggi una delegazione di cui fanno parte 2 nostri candidati è andata insieme ad altri a Roma per presentare la proposta di legge che venga inserita in ogni regione lo studio della lingua e della cultura di quella regione da parte della Repubblica Italiana, perché i territori vanno valorizzati, cosa che nel sistema centralistico che ci governa non è mai stato fatto. Sul piano linguistico e culturale, ovviamente, poi sul piano del sviluppo differenziato, perché non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali in territorio, ognuno ha le sue caratteristiche, le sue esigenze, le sue necessità di sviluppo, in un'armonia, in una solidarietà in cui chi è più bravo e di più aiuta gli altri, ma in cui è libero di sviluppare le sue caratteristiche. Non è che devono andare tutti con lo stesso vestito, o no? No, possiamo anche, se mi vuoi vestire come che mi pare, lo faccio, senza che questo diventi un reato di lesa maestà o di disgregazione di non so che. Quindi questo è un altro elemento. E il terzo, che non c'è stata una serata in cui qualcuno non me l'abbia tirato fuori, anzi la stragrande maggioranza, facevamo anche le votazioni. Qual è secondo voi il principale problema che state vedendo e che vi preoccupa? È quello legato alla sanità, è stato detto prima, tranquillamente, no? Da qualcuno. C'è l'82% del bilancio regionale è sanità. C'è una competenza che è già quasi totalmente, dico quasi perché bisogna essere corretti, totalmente autonoma, che è la sanità. Prima di andare a cattare altre robe, meglio far bene quelle che avete già di autonomia, perché se non facciamo bene quelle, dopo le altre diventano un problema più difficile da risolvere. E su quello è un problema reale. Le risposte che ci danno i governanti è: sai che la Cattolica, la città, l'università ha detto che la nostra gestione economica è la migliore d'Italia. Ebbene, siamo contentissimi, perché siamo contenti. Lo era anche prima. Mi dispiace che si voglia fare del tutto per farle raggiungere altri livelli inferiori, perché ci stiamo avvicinando. C'è una voglia di dire che andiamo peggio, perché non mi interessa se prima eravamo a 100, adesso stiamo andando a 80, 70, perché le problematiche sono importanti e hanno 2 sistemi di fattori. Uno è la gestione che si è portata della sanità, c'è la visione di gestione economica, dovevamo risparmiare, dovevamo pagare manco,
dovremmo fare X medicazioni all'ora come fossimo in una catena di montaggio, dovremmo fare turni doppi, non puoi andare a fare il tuo riposo ma devi fare il recupero. Parlo di medici, infermieri, parlo di tutti e del sistema complessivo, tutte queste cose. È chiaro che questo scade il servizio. Risparmio, devo chiudere reparti, poi chiudere gli ospedali, poi dico che forse vale la pena avere solo un ospedale in tutta la provincia, perché questo è il disegno, no? Quindi li chiudiamo, però dire un ospedale, ma se io sto a 70 km mi mandate l'elicottero a tutti quanti quelli che stanno male? No, ovviamente. Poi cos'ha quell'ospedale di qualità? Perché se fosse il ragionamento che concentro un numero sufficiente di operatori, di reparti e di qualità, magari uno dice penso, però non è che io ho le risposte alle visite specialistiche, agli esami radiologici o di approfondimento diagnostico in tempi, non dico rapidissimi, perché chi ha l'urgenza quello è, ma chi deve fare dei controlli, e invece spingiamo verso il ricorso al privato, che non è solo il privato che aiuta il pubblico, perché magari non riesco a soddisfare, quindi faccio una convenzione con un centro privato e gli dico ok, mi fai queste prestazioni. No, è che io per avere questo devo andare al privato, salto, non vado col sistema pubblico, ma per non averlo fra un anno e averlo fra un mese vado privatamente. È un modo indiretto di privatizzare, per non parlare di cose che stanno diventando frequentissime, che se devo avere un intervento chirurgico, parlo di cataratta piuttosto che della tonsillectomia, io ti faccio fra un anno e mezzo, ma insomma se io ho un problema che ogni 3 mesi ho l'antibiotico, vorrei essere operato prima, parliamo della tonsillectomia. Però allora guarda, se fai l'intervento in ospedale, con lo stesso medico che ti ha detto di farlo fra 10 mesi, che te lo fa lui, ma però insomma l'organizzazione, se lo fai, io fra un mese nell'ospedale ti opero, basta che ti tiri fuori a 1.600 euro. Guarda che sono cose, testimonianze che io posso portare, non tutti i giorni. Catarrata, voi pensate alla catarrata che è una persona anziana, in cui, ahimè, dobbiamo fare l'aspettativa di vita non è 30-40 anni, dice vabbè, anche se mi opera tra 2 anni, chi se ne frega. La catarrata, cioè che non vedi bene per una persona anziana, è un elemento vitale. E se gli dici ti faccio operare fra 2 anni, uno dice e mi vede che non lese, vede malattie, mi tocca quelle robe là per guardare laser. La qualità della vita ne risente. Con 2.000-2.500 euro ti operiamo. Quindi questo è, quindi uno dice beh insomma aspetta, prima che arrivi domani o mi svia un franco, pago. Queste cose sono comuni, stanno diventando sempre più comuni da questo punto di vista. I pronto soccorsi in cui abbiamo ridotto la presenza rispetto di operatori, sia medici che infermieri, è chiaro che poi si crea un disagio, no? Perché qualche matto comincia a pestare qualcuno, non è soddisfatto, c'è gente che aspetta 7-8 ore prima di che qualcuno lo prenda in mano, perché abbiamo in Regione Veneto il numero di codici bianchi, cioè quelli che devono pagare, che vengono classificati bianchi, più alto d'Italia, per un ordine che è fatto dalla Regione di considerarli così, perché non è ammissibile che dalle altre parti, mettete che dalle altre parti siano tutti urgenze perché si chiama non già il carniere. Però questo è un ordine della Regione che è stato smascherato, vedendo i numeri, la risposta che ha dato l'assessore alla sanità era ma no, forse noi abbiamo un'altra classificazione, c'è uno che non ha un infarto, ha un codice bianco, entrate e paga, dopo fate pagare e morire. Ma queste cosine qua sono evidenti e hanno solo una responsabilità di chi governa questa regione da 15 anni. È inutile che andiamoci. Di chi ci vuole dire che vuole più autonomia per fare altro e non ha mai fatto una battaglia per avere effettivamente più risorse per la sanità,
non in proporzione uguale, ma per averne di più, perché dobbiamo anche dire che nonostante tutto in questi anni siamo attrattivi per chi viene da fuori. C'è gente che viene da altre regioni e voi sapete che i pagamenti delle altre regioni che dovrebbero per legge passare hai voglia di vederli, quindi se io do un servizio che serve anche a altri io devo avere risorse diverse e su questo io faccio la battaglia, ma su questo io veramente faccio la battaglia che mi incateno, mica dico come il presidente scadente che abbiamo, nel senso che è in scadenza, non è un'offesa, è in scadenza, perché non può avere la 22esima carica consecutiva e quindi è in scadenza, e che lui si sarebbe fatto incatenare, che sarebbe fatto arrestare per avere l'autonomia, che saremmo stati come, io dico sempre, una volta da boccia in televisione, se devo contare così bisogna che te abbia una buona memoria. Adesso è impossibile perché tanto ti registra dappertutto e quindi se l'hai detta una volta poi te la rimproverano tutta la vita. E noi saremmo stati come Trento e Bolzano. Noi non abbiamo portato a casa niente da questo punto di vista, ma al di là delle autonomie e delle competenze, non abbiamo portato a casa niente per la sanità. Questo è il problema. E noi lo vogliamo. Io sono su questo disponibile a fare qualsiasi battaglia. Se qualcuno mi dice come mai, io lo spiego, io da sindaco l'ho già fatto. Io da sindaco ho fatto causa allo Stato, lo ribadisco se qualcuno non lo sa ancora, e io l'ho vinta. Nel 2015, quando hanno trasformato l'ICI in IMU, nel fare i conti lo Stato ci ha dato indietro meno. In maniera, è tutto, a proposito del Busie, è tutto riscontrabile. E io ho detto, ma scusami, perché devo avere meno se dovrei avere in base ai parametri questo? E va bene così la risposta delle autorità incompetenti. E sono andato a un avvocato, ho messo insieme un bel po' di sindaci della provincia di Treviso, i quali quando gli ho accennato facciamo causa dello Stato, non si può fare causa dello Stato, non si può, e come no? Dico, se uno ti frega, chi ti ha eletto? Chi ti ha messo lì? Ti hanno messo i cittadini per difendere loro, mica per difendere sia lo Stato, che poi è uno dei componenti della Repubblica, la Costituzione vigente. Cos'è? È il Dio. Bene, facciamola breve, ci siamo messi insieme in 44, abbiamo vinto il Consiglio di Stato, abbiamo vinto e portato a casa 50 milioni indietro, in provincia di Treviso. Mi pare Bruscolotti, 50 milioni. Tranne un comune, devo dirlo, tranne un comune che allora non partecipò. Il comune di Treviso, che avanzava 6 milioni, il cui sindaco si chiamava Manildo Bedisegniente, il quale mi disse, ma io non posso perché il presidente del consiglio è del mio partito. Capite? Che si chiamava? Renzi lui. Che altro buon. Allora, ma scusami, sì, però 6 milioni, Pinocchio, no? ma che 6 milioni? Pinocchio, Cioè, no? capite? Allora, tanto, ma l'ho detto per capire la logica di chi adesso sta dicendo che farà di tutto di più per il territorio, si sveglia di come, insomma, ieri altro che io a candidare, perché allora per il territorio suo mica ha preso una decisione forte di affrontare una causa. Perché io sempre con sto Renzi l'ho denunciata, perché non potevo... Cioè una scuola che cadeva, io avevo i soldi, il progetto, e mi hanno detto non c'è, il sindaco non ti può fare perché c'è il patto di stabilità. Ho detto il cognome non lo conosco, il nome neanche, e gli ho chiesto patto di stabilità, lo so benissimo. E dico, patto di stabilità. Dico, sì, però se cade la scuola la colpa è di chi del patto di stabilità? No, è del sindaco. No. Sono andato ai carabinieri e ho denunciato il Presidente del Consiglio. Perché il patto di stabilità me lo impone il governo, il quale poi mi hanno detto è colpa dell'Europa a proposito, è colpa dell'Europa. A me non importa, la denuncia è fatta, non serve a niente fare la denuncia. No. Un mese dopo arrivano gli alti dirigenti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e Finanze da Treviso, incontrano tutti i sindaci, i quali dopo la denuncia, sì, ha ragione Riccardo, non si può fare gli schei, dopo mettere a posto le strade, le scuole e quant'altro.
abbiamo i soldi, non chiediamo soldi, li abbiamo, il patto di stabilità impediva di... Un mese dopo il governo ha cambiato la legge per le spese, uno che aveva i soldi per questo tipo di spese, scuole, messe in sicurezza, poteva spendere tutto quello che voleva. Io ho speso 4 milioni di euro sotto il CEPE, tutte le scuole messe in sicurezza sismica. Perché? Allora, il significato è che i fatti sono una cosa e Ciacco è un'altra. Sui fatti bisogna avere il coraggio di fare scelte anche importanti. Io imputo all'amministrazione uscente che dopo che ha fatto il referendum per l'autonomia non ha portato in piazza in maniera pacifica migliaia e migliaia di cittadini veneti a dimostrare che c'era il popolo dietro a quello. Se ne sono fatti una guerra, una valutazione personale, noi andavano a trattare, si sono fatti infinocchiare nella legge Calderoli, che è una legge che non porterà niente perché la Corte Costituzionale l'ha già impiombata, dicendo che calma, queste robe qua le resta allo Stato. E su quelle altre, guai a chi se diceva Pischei perché non deve essere messo in crisi altro. Quindi dalla Calderoli, che continua a parlare questo pseudo ministro, che adesso continueranno, è tutto per imbonire, ma il risultato è zero. Quando la strada era già prevista dalla Costituzione, andare lì e chiedere una competenza delle materie che non sono di attribuzione centrale, quindi parliamo del commercio estero, di qualcosa sulla istruzione, cioè delle cose che potevano essere portate a casa con le risorse, perché portare a casa un obbligo senza scale, anche no, serve a niente. Lì si dimostrava che potevamo fare meglio dello Stato e lì aprivi una crisi dimostrando che tu fai meglio, perché il risultato è su questo. Ci hanno preso in giro tutti, ci continuano a prendere in giro, parlando che siamo per l'autonomia, anche questo pseudo candidato della Lega, del centrodestra, no? Che io non conosco personalmente, ma vi dico due cose. Questo è quello che in nome dell'autonomia del Veneto ha approvato il 448 la legge di Roma Capitale, poco fa, come presidente della commissione per il federalismo. La cosa che hanno approvato, intanto facciamo la legge di Roma Capitale, che vuol dire che possono farsi leggi per loro, quindi potestà legislativa, e soldi. L'altro giorno, pochi giorni fa, altri 100 milioni, perché siccome lì perdono tutte le società, insomma, andate a vedere che assentismo hanno sui lavori pubblici, sui trasporti e su quant'altro. Ma perché vi dico queste robe? Perché ho un concittadino che si chiama Massimino Colomban, per Masterisa, quando è diventata sindaca a Roma dei 5 Stelle, lui è andato lì e gli hanno dato da mettere a posto, perché lui è un imprenditore di successo, di mettere a posto il sistema delle partecipate. Dopo 2 anni ha detto basta, prima che io cope le mie svia. Capite che lì non si muove. E noi diamo soldi perché continuino a sprecare, tra virgolette, il termine che mi viene più gentile, mentre a noi non viene niente. Capite dove bisogna rovesciare la questione? E questi che vengono qui a predicarci che loro sono per il federalismo, bla 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 bla, quando sono in Parlamento approvano queste nomine. Potrei citare altri deputati veneti della Lega e non solo, anche della Forza Italia e anche del PD, che hanno votato provvedimenti che mandano soldi ancora alla Salerno-Reggio Calabria. Allora, bisogna avere un po' di coerenza. Qui non si tratta di fare la guerra a qualcuno, ma si tratta di difendere il proprio territorio. È per questo che noi vogliamo essere territoriali e siamo determinati a fare tutto quello che serve per portare a casa qualcosa, per cambiare l'andamento delle questioni, tenendo conto che se parliamo di sanità, uno dei territori che è più penalizzato è il vostro. Parliamoci, andiamo in montagna e qua. Poi ci sono zone della bassa veronese, della bassa padovana, ma sono estremamente... Vorrei a dire qualcosa, ma non... Cioè, quindi, alcune cose ferme che è il pronto soccorso efficienti, la possibilità di avere
delle strutture che erano dei servizi diciamo di livello. Potremmo aver tutto qua, l'intervento è clamoroso, ma quello è raro. Io lo dico sempre, io mi preoccupo perché ogni tanto i politici cosa fanno? Dicono, siamo i primi che hanno fatto questo intervento a Treviso piuttosto che a Padova su questa patologia rara. Sì, ma io voglio che le 100.000 mal di pancia dei cittadini comuni vengano affrontati correttamente in maniera adeguata e non vengano confusi che lei era peritonite invece la va a fare con un clistere perché lo scambia molto frequentemente per una stitichezza. Cioè io vedo quelle risposte dei pronto soccorsi, cioè su questo non dobbiamo, il servizio che riguarda la maggior parte, non il caso naturale, noi dobbiamo, non il caso eccezionale, i casi normali, quello dobbiamo dare il servizio, quello è la medicina. E anche questa storia delle case di comunità, no? Hanno preso dei soldi del PNRR per fare degli edifici che resteranno vuoti. Non ve ne dottori, non ve ne infermieri. Vogliono anche trasformare il sistema per cui diciamo che il danno parte da prima, perché non avevo proprio la gente da dare il Nobel per capire che non ci sarebbero stati prima nei medici, perché se per entrare in medicina fai un sistema di filtraggio alla fine il numero ovviamente quando la mia generazione comincia ad andare in pensione si aprono dei buchi clamorosi, poi non ci vuole altro, se tu non dai dignità agli infermieri non ti puoi lamentare che poi a fare i corsi che vengono aperti per fare l'infermiere si presenti in metà persone. E quindi la genialata è prendiamo medici e infermieri da altrove, li formiamo lì, quindi spendiamo schei nostri per andare a formarli là, intanto cominciando a insegnare la lingua, poi il livello che vogliamo, poi li portiamo qua e siamo contenti. Ma a noi chi pensa? Cioè al nostro territorio, chi ci pensa? Ai nostri, cioè diamo lavoro altrove, perché è chiaro che abbiamo un momento di difficoltà e ci potrebbe anche stare, ma perché non interveniamo con risorse che permettano attrattività? Io ho pazienti miei, pensate, in un paese di 10.000 abitanti che sono andati a fare l'infermiere in Inghilterra, cioè qui a Biscay, che dicono sono andare lontano, eppure sono andate. Poi quando sono tornate li correvano anche dietro perché adesso erano formate diversamente, esperienze internazionali. Oppure ho medici, gli amici, figli di amici, che hanno una specializzazione come neurochirurgia, che non è che si trova sotto la toga e sono in buono imparare a come tagliare la testa, che vanno a lavorare, spostano a Roma, e voi dite lavorano in un ospedale pubblico? No, lavorano per una serie di cliniche private. Allora, cioè, vuol dire che tu non sei attrattivo, e per i soldi, e per i turni, la qualità della vita, ma le persone dobbiamo anche pensare che se uno deve stare sempre in turno e deve fare un giorno sì e un giorno l'altro la guardia, dice che la vita non è più vita e va a farla da altre parti. E quindi su questo ci vuole un impegno. Tenete conto che l'Italia è uno dei paesi che investe in sanità, sappiatelo, meno di Francia e Germania. Siamo al 6,2 del PIL contro 7,2 di altri, e fra 3 anni saremo sotto il 6, perché adesso quest'anno c'è un po' di aumento da parte del governo, ma le proiezioni dei 3 anni lo portano sotto. Quindi adesso intanto ti fa vedere che gli assume qualcuno, sì, lo trova, se gli infermieri non ci sono, non ti devi andare a ricerca di assumere, non ci sono, i medici non ci sono. Perché anche sui medici abbiamo fatto una politica, anche la Regione Veneto, delle borse di studio per fare le specialità che servono a riempire gli ospedali. Cioè bisogna avere ortopedici, bisogna avere ginecologi, bisogna avere chirurghi, non è che dovremmo avere solo tecnici di laboratorio o quelli che fanno chirurgia plastica. Dobbiamo avere roba che serve, e lì non le abbiamo fatte, tutto per risparmio. Non abbiamo assunto per il blocco del turnover né infermieri né medici per risparmiare. E adesso il buco è clamoroso, abbiamo persone che sanno il fatto loro ma che sono avanti con gli anni. Non abbiamo creato nello sviluppo tra chi entra e impara, perché anch'io ho cominciato a fare il medico, ho imparato il mestiere dopo, me lo hanno insegnato, nessuno che arriva là sono più bravo, più bello. E queste cose qui sono talmente elementari che a me sembra impossibile che non si sia preso per tempo. Dite, è un problema tutto italiano, non importa, qua stiamo, qua dobbiamo difendere un'eccellenza. Io lo dico sempre tenendo conto
che moltissimi dei nostri reparti ospedalieri, delle strutture erano antecedenti alla riforma del sistema sanitario, quindi le avevano create le comunità, non perché a caso gli ospedali si chiamano Santa Maria dei Battuti e altre questioni. E quindi sono un patrimonio, a proposito di identità e storia, che viene da noi, dal territorio, quindi non può essere che qualcuno lo toglie in una situazione così, facciamo il risparmio, perché poi l'altro problema è l'apertura alle assicurazioni, perché l'altro obiettivo è, siccome il pubblico non è in grado, tu fatti un'assicurazione privata e così ti garantisci alcune cose che mi piacerebbe, però allora io dovrei pagare meno tasse, perché quelle che non do a voi per la sanità mi arrangio, tenendo conto che comunque le assicurazioni private garantiranno le cose che non costano tanto. Quando arriva la questione complessa la scarichiamo sul pubblico perché è così dappertutto, oppure costa talmente tanto, tipo gli Stati Uniti, che chi non ne ha e muore là, insomma, e si arrangia in qualche maniera. Vedete che c'è da fare una grande rivoluzione culturale, andare a prenderci i soldi, perché noi abbiamo un residuo fiscale tra quello che versiamo, che non è più quello di una volta, perché è 15 miliardi. E allora, benedetti da Dio, tanto senza voler tanto, cominciamo a farci dare indietro $500 miliardi all'anno e poi ci arrangiamo a far andare meglio le cose noi. Io non ho sentito nessuno che sia andato lì a dire: zio Paolo, voi $500 miliardi, se no facciamo ogni giorno 100.000 persone in piazza su ogni città di Veneto. Non è che voi Landini? Parliamo perché poi vorrei dire, no, che sulla sanità non portano 100.000 persone, però per altre cose che possono anche essere, li porti, fai lo sciopero generale, ma per i tuoi cittadini lo sciopero generale lo fai. Adesso no, non avevano detto che le pensioni a Fornero veniva smantellata, adesso se via opzione donna andate in pensione, cioè, andate in pensione e morite il giorno dopo possibilmente, questo è l'invito che viene dato. Cioè, ci sono dati di fatto tra le promesse e la realtà, ahimè. Allora, possiamo dirla diversamente, che noi faremo scioperi per tutelare questi diritti, a cominciare dalla sanità, perché ce lo chiedono i cittadini, non perché Riccardo Surfil è un dottore che le fuori di testa e può anche essere, ma insomma che sei innamorato di una questione, perché dobbiamo farci valere, abbiamo le ragioni, ci sono le risorse per poter invertire questa tendenza. E una cosa che noi faremo è la revisione di Azienda Zero, che è la riforma che hanno fatto, che Azienda Zero è diventata azienda, la sanità è un'azienda. Allora io sono per non spreco delle risorse, fate il sindaco, non è che buttarlo dalla finestra, cioè, sappiamo quali sono le difficoltà, le cose da fare, però nella salute non si può ragionare in termini economici, assolutamente, perché ne siete un costo, appunto, se viene valutato il costo alle poche temore, prima te lo manco, andiamo a risparmiare sulle garze, sulle medicazioni, sulla qualità dei prodotti che servono, parliamo del catetere banalmente, che insomma ho visto di quelle offerte, non so cosa valeva, tutto quello che succede, perché poi il risultato finale è il risparmio, oppure su campagne di prevenzione, perché il capo della ULSS deve dimostrare che raggiunge l'obiettivo copertura vaccinale per l'influenza. Ma lo dico perché arrivava anche a me, ti scrivevano devi coprire, dobbiamo arrivare, l'ULSS deve arrivare a copertura del 65% delle persone di una certa età. Caro medico, ti do un tot a vaccinazione, e io cosa facevo? Scrivevo fuori: chi vuole vaccinarsi me lo dica, che io sono per la libertà, me lo dica, allora io gli procuro il vaccino e glielo faccio. Io ho visto colleghi che non andavano mai a visitare il paziente con problematiche a casa, che però per fare la vaccinazione andavano anche di domenica. Che in FEA, altro che un altro stipendio, altro che a 13esimo. Di quei numeri che io dico, madonna, tu vaccinare chi? Anche il cane in casa, perché mi pare impossibile che sia tutti questi. Perché l'obiettivo, se il 65 arriva, prende i soldi anche il capo dell'ULSS? È perché viene valutato che sei bravo. Cioè,
adesso un pochettino la carico, ma in realtà sappiatelo. Cosa c'è dietro questo discorso? Ma l'obiettivo, allora, dietro il discorso, ovviamente ci sono degli accordi con chi produce il vaccino, che è un costo che ritorna. Se voi guardate quel signore lì che si chiama Pregliasco, ha dichiarato tranquillamente che lui prende soldi da una valanga di Big Pharma o piccole pharma e che lui con questo è a posto, perché lui non è che ha uno favorito, c'ha maschetta a tutti. E quindi lui non si può dire che le qualche ughe, capito? Ma dove dico? Cioè, si chiama conflitto di interessi, ma io l'ho dichiarato che prendo soldi. Ah, quindi tu parli dell'interesse del paziente o di tutti quelli che te la schedi? Nel senso che se parli di tutti quelli che ti danno soldi, te li danno tutti, tu non parli male di uno piuttosto che dell'altro, delle aziende farmaceutiche, tu parli bene di tutti. E quindi vieni a dire anche nei confronti che ha fatto con me che è giusto che mi abbiano radiato perché io non capisco niente, metto in pericolo la vita dei pazienti e metto in pericolo anche l'attività economica delle big pharma, evidentemente. Perché dico che le medicine servono ma vanno usate sapendo che c'è il pro e il contro. E vanno usate sapendo che ognuno di voi è diverso dall'altro, quindi non esiste quello che va bene per tutti. Perché sarebbe massa semplice. È un modo, credo, che mi deriva dall'esperienza e non è che me lo sono inventato, dobbiamo ragionare, quindi dobbiamo curare il paziente, deve essere una questione diretta. Chiudiamo il problema sanità, mi pare che capire che è il principale. E noi abbiamo un altro grosso problema che è quello dell'ambiente. Noi siamo avvolti da queste politiche green che parlano di ambiente, però abbiamo la regione che è tra le 3 più cementificate d'Italia, sappiatelo. E quindi vuol dire che tendenzialmente si tende a favorire lo sviluppo che deriva da un problema che è quello anche che chi fa le leggi, purtroppo la regione ha competenza nel fare le leggi, il piano casa lo fa la regione. Qualcuno ha detto che fortuna fare il piano casa, però è successo che sono scoppiate i volumi in aree ristrette, no? Perché ovviamente avendo dei bonus, però bisogna rovesciare secondo me, non è il volume che dobbiamo promuovere, perché sennò quello lo proviamo per le speculazioni edilizie e allora è nato per le mani, cioè togliamo territorio vergine per costruire. Bisogna cercare di mettere in campo politiche che permettano il recupero dell'esistente abbattendo i costi e le difficoltà per recuperare l'esistente. Noi abbiamo zone di credo tutti i paesi, io a Rovigo, Santa Lucia di Piave in giro, che hanno i centri o centrini o insomma i luoghi più concentrati che hanno necessità di permettere il recupero. Allora, alcune cose pensate sono vincolate solo perché è là da tanti anni, non hanno pregio urbanistico, cioè non sono, se le casca. Allora cerchiamo di mettere in campo un'operazione che permetta di arrivare al recupero, promuovendo il recupero, in modo che i costi siano contenuti, non aumentando gli oneri o gli obblighi, le difficoltà, tenendo conto che magari oggigiorno c'hai gente che sta da sola o che sono famiglie con poco, cioè quindi con una riduzione anche di quelli che sono i parametri che necessitano per il recupero di questi. E quindi questa è una visione diversa che va bene qui a Santa Lucia, in montagna me lo dicono lo stesso cose, che è difficile poter recuperare perché c'è la politica di metterlo in vendita la seconda casa e la seconda casa in montagna distrugge la montagna perché non è un volano economico, uno va lì, passa quel tempo che passa, poi quella rimane chiusa, non è che l'abitabilità è al servizio del figlio che uno che ha necessità, per cui questi se ne vanno, no? Poi si meravigliano che si scoprono oltre altri discorsi sulla capacità di avere in montagna dei redditi dell'agricoltura che è difficile, deve essere più mirata, deve essere specializzata, da un turismo che deve essere sparso nel tempo e non concentrato in alcuni periodi. E quindi da questo punto di vista c'è l'intervento, abbiamo l'intervento dell'inquinamento delle acque, i PFAS che sono stati negati fino a poco tempo fa dalla regione e ahimè, vediamo sulla Pedemontana che problema
sono diventati di aumento di concentrazione, con una carenza, lo dico, di controllo sia dei tecnici ma anche della regione, perché per l'accelerazione che bisognava far presto sono state usate sostanze che acceleravano i procedimenti costruttivi senza andare a vedere dove andavano. Se ce le troviamo in falla, e quella non è una roba che si tira via facilmente, sappiate, ma nel tempo negli acquedotti ce li beviamo, e nel tempo è un elemento, parlo di salute, di rischio tumorale. Allora, mi col fregarmi non ho mai, cioè non me ne frega niente, anzi, tutto il ferro, ma insomma ho un'età. Però è stato un bambino che beve un'acqua del genere nel tempo. Quando sono andato scorsi 30-40 anni, lui aveva un problema forse maggiore. Adesso non so qua a fare terrorismo, ma il problema c'è, bisogna affrontarlo, bisogna capire che bisogna fare informazione. Anche quello che comprate per cucinare, guardate bene cosa mette e cosa elimina. Quindi è una scelta consapevole che dovete fare. Quindi dovremmo mettere in campo anche risorse per vedere come si fa a battere e a rimuovere, che nello stato attuale ancora non c'è una certezza di rimozione di queste sostanze. In medicina pare che alcune questioni di utilizzo di carboni attivati possano ridurre l'assorbimento, perché poi l'intestino è la porta d'entrata di tutto quello che viene poi metabolizzato dal fegato e utilizzato dal nostro corpo. Quindi su questo ce ne abbiamo che vogliamo. Ci sono i problemi legati al 5G, all'elettromagnetismo in genere, che è stato sottostimato come potenzialità di danno, perché ovviamente siamo immersi, cioè una casa ormai con tutto l'elettromagnetismo perché è comodo, però se è comodo potrebbe anche essere pericoloso. Stanno venendo fuori anche quelli degli studi, per cui quando vedo che un governo aumenta i volt metro da 6 li porta a 15 e gli chiedi ma perché lo ha fatto, è sicuro che non faccia male? No, ti dicono, ma siccome lo spalmiamo su 24 ore più l'algoritmo, più dopo mette Bardadrio e Sora che altro sotto, con un calcolo astruso non fa male. Io me le vado a guardare queste robe qua, dico, serie su un film di fantascienza, non so. Quindi queste cose su cui hanno portato potere i sindaci di dire la loro. Qui avete voi, quando vi arrivano tutti gli impianti che decidono, no? Ve li piazzano tranquillamente qui, perché siccome avete tanto spazio li molliamo lì, di trattamento, di rifiuti, di stoccaggi e di quant'altro. È lo stesso principio da 6 volt a 15 dell'interesse nazionale, del sovranazionale, soprattutto economico di qualcuno, perché chi ci sta sopra non sono realtà che poi portano vantaggio al territorio, lo aiutano a migliorare, inducono un'economia positiva, mirata. Sono elementi che rimangono lì, il guadagno chi lo fa? Lo fanno, diciamo, multinazionali, fondi, banche, in parte lo Stato, perché magari è socio per permettere che sia interesse nazionale di queste cose. E su questo le autorizzazioni ci sono e ti dicono loro che te le manda lo Stato, ma la regione le avvalla. La regione non si mette di traverso, impedisce ai sindaci di difendere il loro territorio perché gli ha tolto la potestà. Io a suo tempo, quando c'erano le prime antenne, ho fatto una guerra e avendo potere, perché ero autorità sanitaria locale, ho fatto un piano dove l'abbiamo messo dove volevamo noi, non dove volevano loro. Cioè l'ho messo vicino ai cipiteri, tanto più danni dei primi non poteva fare. E quindi, invece adesso il sindaco non può difendersi. Il sindaco, se fa, e quelli coraggiosi sono pochi che lo fanno, siccome si tratta di una causa avventata, non una lite temeraria, paga di tasca sua, perché poi gli danno torto. Adesso noi stiamo aiutando come associazione una signora di Vicenza che ha perso a causa, adesso va in Cassazione e temo che la perderà. Gli abbiamo dato qualche soldino per aiutarla come associazione, perché è coraggiosa, mi piacciono i coraggiosi, è che la legge è contro i cittadini, nell'interesse di qualcun altro. Perché anche, vedete, sta roba qua del digitale, del controllo, di vedere cosa fate, di sapere quante volte andate in bagno, che se per caso ti supera il numero delle volte ti sei a debito di crediti di carbonio perché ti inquina.
e quindi deve essere stroppato per un altro mese, non ti può più dare. Cioè, se io la butto così, ma se qualcuno va a vedere quali sono le legislazioni, qual è il problema dei crediti di carbonio che riguarderà moltissimo l'agricoltura, no? Perché meno inquinante ne hai, però se vuoi sopravvivere vai a comprartelo da qualcuno che te lo vende. Ci sono già delle banche anche in questo settore che vendono crediti di carbonio. Vedete che è tutta fuffa, non è economia reale, no? Sono tutti discorsi che inventano, ma chi è che ci guadagna? Chi sta in cima alla piramide? Fondi, BlackRock, Vanguard, tutti questi. Gli stati sono complici. Allora io lo so che sto dicendo delle cose, però su questo siamo disponibili a sacrificare tutto, compresa la vita, pur di mettersi di traverso. Parlo per me ovviamente, sapendo che se uno dà fastidio è piccolo, poi quando cresce dà molto fastidio, allora rischia, perché lì non si fanno tanti sconti. Però faremo questo fino alla fine, perché lo dobbiamo fare al nostro territorio, ai miei figli, all'avvenire e alla scelta, insomma, della libertà, che è fondamentale, perché essere uno schiavo, poi alla fine lo schiavo non è mai felice, sappiate. Andiamo a parlare anche dello sviluppo economico, no? E poi chiuderemo un po' con il turismo, perché sennò vi dico queste copari qua, ma i buoni gatti, sta di parte vedere. Allora, chiaramente Veneto è una locomotiva, nel senso che ha creato uno sviluppo economico un po' diseguale in alcune zone. Bisognerà però cercare di capire qual è la sua caratteristica fondamentale. Noi riteniamo che siano le piccole e medie imprese, oltre che un certo mondo di agricoltura, ma che non è l'agricoltura intensiva, non sono il prosecco, come dice quello lì che scade, o altri che insomma sono monoculture e che non portano bene, che è monocultura quel giorno che va in crisi prima di recuperarlo. Quindi noi riteniamo che vada privilegiata un'agricoltura rigenerativa a basso impatto, che sia legata anche al mondo dell'alimentazione. Guarda che nel mondo ci sono degli andazzi di acquisti di terreni e di indirizzi di coltivazione che tendono che un domani non potremo scegliere quello che vogliamo. Si presenteranno così o così, magari non è un problema attuale, ma tra qualche anno penserete alle mie parole e capirete quali sono gli indirizzi di chi lavora e si accapara i terreni. Facciamo un esempio attualmente, no, che anche qui mi pare stia venendo avanti, il fotovoltaico sui terreni agricoli, no? Mi pare normale buttare via 50-60 ettari, perché è per l'energia. No, mio nonno per l'energia, ho tutto senza offendere mio nonno, ma è per chi fa business su questo, che sono capitali economici finanziari che poi hanno una ovviamente entrata a livello statale e anche con la regione, perché le autorizzazioni ambientali le dà la regione, le danno le entità che a livello regionale determinano questo. C'è qualcuno che ha una casa in una zona vincolata o ha dei vincoli per mettere a posto la sua casa? Nessuno ha mai provato, che c'ha magari a 150 metri dal corso d'acqua. E non è che la pratica a livello comunale sia semplice, ci sono dei vincoli. Invece per queste robe qua, i vincoli non esistono, non impatta dal punto di vista non deturba il paesaggio. Pensate che ci sono inventati anche l'agrivoltaico, e dalle nostre parti li vedo già tutti mettere pannelli sopra il prosecco. Avremo un prosecco che oltre alle bollicine dà anche delle scariche elettriche. È un'innovazione, ne invidierei tutto il mondo, oltre. Scusate, tutte queste cose qui sono contro il rispetto, e poi parlano di politiche di contenimento della perdita di suolo agricolo, e facciamo queste cosine qua. Vogliamo parlare delle manutenzioni per quanto riguarda, diciamo, quegli eventi atmosferici accentuati che vediamo che viene giù acqua dei traversi, cioè le manutenzioni sono un elemento che qui poi Polesi nella storia e anche l'attualità insegna benissimo che ci vuole un intervento costante, che deve essere programmato, che deve essere rivolto sia ai terreni agricoli, perché le aree di sgombro eventualmente
di sgrongo delle acque ed eventualmente dei bacini di laminazione dove è possibile crearli senza una deturbazione del territorio possono essere degli elementi, ma pensiamo nelle città, che pulizie di caditoi e di torbini facciamo? Dovrebbe essere un elemento che è incentivato in un coordinamento tra la regione e gli enti locali. Anche perché gli enti locali sono sottoposti a tagli e alla grande negli ultimi 20 anni. Io parlo che ho fatto 28 anni l'amministratore, che ho visto di tutti i colori. Avevamo delle risorse e ci hanno detto che ce ne davano di più in a cavallo. Ci hanno dato l'ICI prima, una parte dell'IMU dopo e l'addizionale IRPEF, quindi trasferimenti dello Stato ai comuni veneti. Capito? Sono tasse in più. Tasse in più. A proposito di tasse, ricordatevelo, l'amministrazione uscente ha appena aumentato l'addizionale IRAP per le aziende in un momento economico favorevole, quindi aspettare che se messe tutti sotto acqua e avete aumentato le tasse, così vi è contenti, no? E quindi questo è un dato. E la prossima che arriverà, visto che il bilancio della regione, detto da quelli che sono riusciti a essere così bravi in attività pubblicitarie da dire che abbiamo il più bravo presidente non solo delle regioni italiane, non solo dell'Europa, non solo del mondo, dell'universo. Se non ve ne è un compagno, i prossimi amministratori dovranno, siccome sono 40 milioni solo la libertà di manovra, dovranno mettere mano all'addizionale IRPEF. Capito? Quindi tasse vostre, tanto per cambiare, Stato o cose. Perché sapete, abbiamo fatto anche un'altra cosa, e poi vado proprio a chiudere. Siccome avevamo tanti soldi per la sanità, abbiamo fatto la pedemontana, che io non sono contro, avendo fatto il sindaco, non sono a priori contro le grandi opere, ma insomma se fai i conti, quanti schei bene, questo potremmo farlo. Posso costare 2 milioni, può costare 2 milioni e 3 strada facendo, perché ora che te parte, ora che ti arriva, ora te qualche uno, ma che una roba da 2 milioni arrivi a costare 8 milioni, no. Non può costare 8 milioni, perché ora devo sbagliare qualcosa. La strada più cara d'Italia. La pedemontana è costata un botto, è vero che ci hanno messo un sacco, è costata un botto, è costata da 3 miliardi che doveva costare, è costata 12 miliardi, che purtroppo paghiamo con 350 milioni all'anno fino al 2060 bloccati. Cioè viene un mutuo che ne impedisce di usarli, perché se non si avesse quei 350 milioni li potremmo usare sulla sanità, sull'ambiente, sull'aiutare il sistema produttivo a renderlo competitivo, le piccole aziende, metterle insieme perché trovino mercati diversi, per fare innovazione, gli diamo finanziamento perché facciano innovazione, perché da solo una piccola azienda è in difficoltà mentre una multinazionale la si arrangia, per aiutare i nostri ragazzi ad avere una possibilità di non dover andare all'estero e trovare, perché sono pagati adeguatamente quando finiscono un percorso di studi, dove potremmo anche fare un politecnico regionale, dove i nostri, ci sono già degli ITS che lavorano bene, ma lì sono privati, gli diamo dei soldi del contributo, potremmo cercare di creare insieme con l'università un elemento di eccellenza. Avevamo 350 milioni. Però quella non era una questione che dovevi seguire così. Le scelte sono state dell'amministrazione uscente di fare determinati accordi, in più ci sono 50 milioni all'anno perché lui ha fatto i conti di quanti incassi c'erano per passaggio sulla pedemontana e loro era convinti che gli altri da Rovigo andessi di corsa su a fare un giro in pedemontana, perché se no fare un giro in pedemontana non sei nessuno. Allora scusate, io lo faccio, è comoda, Sì che è comodo. io la faccio per andare, è comodissima, pago un botto, però io in questi giorni che vado avanti e indietro Verona, Veneto, il costo che devo andare su sul Metelipass è una robetta mia poco, e anche lo stesso motivo per cui me lo dicono i trasportatori, non si sono buttati tutti su questa comodità, se ne vanno dall'altra parte, perché se quello è un costo che poi bene o male
lo incide sul prodotto che smercia, poi lo rende meno competitivo, perché non è vero che il risparmio di freni, occhio che te corre del pile manco è milione, quindi è un elemento che abbiamo 50 milioni di buco rispetto alle previsioni, perché loro abbiamo fatto il conto che gli altri che si è cattivi dessi tutti a correre là e così dessi a pagare, invece non è così. Sì. È finita, sì. Ogni tanto c'è qualcosina che non va, ma è normale nelle cose, insomma. È finita, ma lo dico io che è comodissima per me, se devo andare a Verona ci metto sicuramente mezz'ora di meno di prima, pago molto di più, però a me il tempo è importante e insomma posso per il momento ancora pagare, non so se continua ad andare avanti in Rio così. Però voglio dire, al di là di questo c'è il mutuo da pagare, che non scade, lo paga, quindi quelle risorse sono sottratte ad altre scelte. Potremmo fare una scelta, visto che non riusciamo a prendere più soldi dallo Stato, diciamo allo Stato, sottoti a Pedemontana, no? Prendi in gestione tanto te altre autostrade che gestisci, poi le dai a qualcuno e noi ci togliamo dai piedi il debito e possiamo utilizzare quei 350 milioni da mettere nella sanità senza chiederti altro. Dubito che ci stiano, perché gli ha provato a fare questa roba, poi aveva fatto i conti e meglio da te con la tua autonomia. Allora, vedete che i campi di materie sono tante, c'è la possibilità, ce ne sono anche altre, ma non ve lo dico, se no dopo tutta la notte non dormi più niente, parlo se la disturbo. E quindi abbiamo la possibilità di fare una scelta diversa con persone che vengono dalla società civile normale, alcuni hanno dei trascorsi amministrativi come sottoscritto, altri hanno dei trascorsi professionali eccezionali, poi andate a vedere non solo quelli che sono qui ma anche da altre parti e vedete che c'è gente che porta e domani potrà dare un apporto importante nell'ambito sanitario piuttosto che in quello del mondo produttivo, piuttosto che in quello dell'insegnamento, in quello della natura. È una scelta diversa, è una possibilità, questo lo diciamo tranquillamente. Siamo ottimisti, non perché siamo i più bravi, i più bei, perché 30.000 firme qualcosa vogliono dire. Vuol dire che ci hanno autorizzato i cittadini a correre. Non abbiamo fatto come altri individui di liste che hanno preso la delega di un consigliere uscente e che magari non sono nemmeno veneti e adesso vengono qui a pontificare. Tale Rizzo, tanto per essere che chiaramente gliel'ha dato uno di Forza Italia per la democrazia, mi ha detto, è per il disturbo, perché noi disturbiamo molto, la nostra presenza può essere un elemento che scardina per qualcuno qualche percentuale di voto, e voi sapete che le percentuali di voto determinano i posti che possono spartirsi all'interno della coalizione che vincerà. E quindi, insomma, questo è un elemento importante che dovrà essere valorizzato dal voto. Se avete un'occasione diversa di scelta, dovete aiutarci perché noi non abbiamo i soldi per fare manifesti, interventi da tutte le parti, non abbiamo padroni, siamo autofinanziati, qualcuno mette 10, qui 100, qui 1000 a seconda delle capacità. Le campagne elettorali costano, siamo tutti del volontariato quello che abbiamo fatto, soprattutto lo ribadisco di voi cittadini che ci avete sostenuto, adesso dovete convincere perché c'è un mondo che non vota. Sapete quanti con soddisfazione mi hanno detto guarda qua è il giorno del nuovo certificato in comune che ho avuto già 10 anni fa. Tanti torneranno a votare, tanti che non avrebbero votato mi hanno detto guarda per te torno a votare o vengo a votare. E allora, se riusciamo a coagulare a questo un risultato, voi sapete che noi abbiamo lo sbarramento del 3% per entrare, che vuol dire in base al numero di votanti raccogliere da 65.000 a 85.000 voti, dipende da quanta gente va a votare in tutto il Veneto. Vuol dire che allora lì ne entra uno, se saliamo ne entrano due, che mi auguro sia il minimo che facciamo, perché in due romperemo le scatole da dentro, perché io sono un rompitore di scatole nato, lo diceva già la mia povera madre, quindi ho continuato da questo punto di vista.
E quindi questa è la speranza che abbiamo, che insomma ci sia un sacco di gente, come ci è stato dimostrato nelle riunioni, che ha voglia di provare qualcosa di diverso, che dice beh, stavolta proviamo una roba diversa. Perché questo siamo, voi sapete che in tempo di Covid, insomma, io non mi sono risparmiato, cioè, ho visitato le persone, ho detto quello che pensavo, me ne hanno detto tutti i colori, alla fine mi hanno radiato e io ho fatto ricorso perché posso lavorare, ancora mi mancano, come dicevo prima, per pagare le iscrizioni all'ordine, non mi sono piegato, perché chi minaccia vuol dire che è debole dentro e noi invece siamo gente che vuole avere il cuore grande e la schiena dritta. Prima di aprire ad eventuali domande, io ti do una benedizione. Sono montate, sono il patriarca un struccone a tutti quanti, perché un abbraccio fa benissimo al sistema immunitario, si fa stare meglio. Grazie dell'attenzione.